Mi diceva che ci vogliono circa 30 litri di metanoro per arrivare in fondo alla pista, non sono pochi, 6 cilindri in linea del suo Iveco trasformato ad alcol. Le operazioni che vedete sono quelle di aggancio alla slitta e di messa in tiro della catena, eccolo qui. Dopodiché il commissario di corsa sventolerà bandiera verde, ripetuta anche sulla slitta. Allora il Coyote potrà partire all'assalto della pista di Fiume Veneto e vedere se Emanuele al primo tentativo col suo Coyote riesce a conquistare il full pool e di conseguenza anche la finale. Vai Emanuele, forza al tuo Coyote! Ci picchia, siamo andati un po' fuori pista, avete visto una piccola imbardata a sinistra, quella che ha costretto pazienza, glielo facciamo, pulling pants di Fiume Veneto, un bel applauso, Emanuele il tuo Coyote che torna ancora pronto per ululare al secondo tentativo. Ad arrivare neanche i decimi, oltre che i cavalli. Alessandro Rocco e il suo Ford Noemi. Qualche problema di direzionalità gli ha compromesso un po' la performance. Dall'anteriore del Coyote, mezzo scopo per favore immediatamente in pista.
Marco in primis a estinguere possibili principi di incendio da cuore rosso. Ahimè, forse i sobbalzi e i saltelli non gli hanno fatto bene, vediamo qualche piccolo lapillo incandescente cadere dalla coppa dell'olio, mezzo scopo intanto. Giù anche la manetta dello Scooby-Doo. Turbina che va in coppia, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, ma non alta sul motore un po' più lento, e ci sono gli smokers, i fumatori. Ecco la lingua di fuoco dello Scooby-Doo! Principio di surriscaldamento anche per lo Scooby-Doo del Team Overpressure di Parma. Matteo ha fatto molto in fretta a scendere dal suo sedile, ci credo. Non aveva nessuno in fondo, hanno levato via tutti i pezzi, sembra che mi
dalla Blue Leader Guido Bertelli e il suo Blue Leader Junior. della distanza coperta la finale. Veneto, 2000 cavalli ognuno, sovralimentati. Saranno abbastanza per portare più in là possibile la slitta degli amici dalla Germania. Forno e di Alessandro Rocco, i tre hanno cantato alla grande. Vediamo il a volare addirittura le bandierine della Germania in aria, i cavalli del Lotus a fotografare il buco. La telemetria ti darà ragione, la atmosfera, la direzione pure, scelta la traiettoria sinistra della pista del visto e l'ambiente dritta, precipitazioni senza più cambi di direzione, vi ricordo 5 metri più avanti rispetto al riferimento del suo tono di sempre per il Joker. Vediamo, forse si è compromesso qualcosa nel reparto trasmissione. Vediamo se riuscirà ad avere un secondo tentativo. Cambio, ahimè, che non ne vuol sapere di tenere inserite le marce.
Ramos Papam, stavolta solo una piccola defiance dovuta alla necessità di evito. Andiamo! Allora anche il White Wolf presi i suoi giri. Lasciamo la voce al Monster. Allora John Deere del team CFB. Cobra Bike. Corrono i tori della Romagna. Sei in campagna dove? Facci vedere cosa è capace il tuo toro blu. Lo deve fare, mi hanno detto un po' lo deve fare. Un altro po' d'etere che non gli fa male, tanto l'aspirazione dell'aria, scusate, ed eccolo qui, Matteo Tremesso, Baby Tornado. Ha mostrato la coppa dell'olio, ma temo non sia bastato ad arrivare al full pull. Tirata, un po', Vabbè, pazienza. Vediamo se si comporta meglio di prima, dita incrociate, toro blu. Quindi i giri, il Fiat 2003 65 d'Ancona. Affogato forse un po' ai nastri di partenza, vediamo. Ha chiuso ovviamente il gasolio. Arriva anche il Wild Wolf con qualche problema. John Deere Monster.
chiudere il gas del suo John Diego Barosi. Attenzione, attenzione! Velenoso il Cobra! Diego Barosi! È solo la bandiera del commissario di percorso e il gas nelle turbine del suo Brio! Del Brio! I partecipanti, gli amici degli altri team a stare, polvere antincendio. Su tutto Vincenzo, facci vedere il tuo rosso. Cristian Marchilega e il suo Brio. Prendere questo colore rosso che di sera si vede, eccoli qua, un lampadario praticamente. Attenzione, attenzione, c'è un po' di caldo lì dentro. Fuoco le polveri, area 51. Area 51.
Grazie.